Quando vai a esaminare gli scatti anche dopo diverso tempo, ti rendi conto che uno di questi scatti, e qui ne abbiamo stampata una giusto per dare un'anteprima, ma adesso manderemo in sovraimpressione poi le fotografie in digitale in modo che siano chiare nel dettaglio a tutti, con una spiegazione che ora vi diremo. Però succede questo, che lui su questa immagine panoramica scorge, come lo possiamo definire? Un oggetto di forma discoidale. Benvenuti al Salotto del Leggendario. Oggi il Salotto del Leggendario vi porta un ospite che conoscete già, ma è qui per parlare di qualcosa di nuovo. Signore e signori, ladies and gentlemen, come dicono sui grandi palcoscenici, ospiti di Genuensis Food and Drink in Corso Italia, in un prato, in un giardino bellissimo, proprio sotto al faro della Marina Militare, quindi in prossimità di Punta Vagno. Venite a trovare Tommaso, ad assaggiare il suo gin e a assaggiare anche i suoi hamburger. Signore e signori, Davide Frino. Ciao Davide. Ciao. Allora, Davide, io non ti presento più di tanto perché i nostri seguaci, coloro che sono iscritti al canale, ti conoscono. Facciamo giusto un piccolo sunto, no? di chi è Davide Frino. Allora, intanto Davide Frino è colui che è il protagonista di quella storia misteriosa datata 25 febbraio 2024. Quindi, se ricordate, Segnali dall'etere, che poi fu un po' il progetto che nacque da quella storia, che poi quella storia non è altro che quel segnale radio misterioso che ancora oggi è al vaglio di diverse come possiamo dire, istituzioni che stanno cercando di dare una spiegazione, una risposta, sì. Una risposta. Ad oggi è un segnale misterioso non catalogato. Esattamente. Però a prescindere da quello, perché quello ne abbiamo già parlato a lungo, è uscito anche il libro, disponibile su Amazon, c'è anche il romanzo di fantascienza con cui ho collaborato con lui con grande piacere. Però oggi parliamo di un qualcosa di nuovo, un qualcosa di inedito, perché Davide mi ha chiamato e mi ha detto: Dario, guarda che è successa una cosa che io devo assolutamente raccontarla e la voglio raccontare con te, perché è un qualcosa che poi ci accomuna su questo progetto, e io con grande piacere l'ho invitato nuovamente in trasmissione per parlare di questo. Però prima di mostrarvi quello che lui oggi è venuto a raccontarci, vorrei che Davide ci facesse un attimino un preambolo del come è arrivato a questo documento. Sì, allora era il 10 di novembre del 2024, quindi eravamo a distanza di qualche mese rispetto alla ricezione di questo segnale, che appunto a oggi è ancora misterioso, quindi al vaglio di una serie di ricerche, no? Per cercare di diciamo anche risposta. Oggi perché poi magari questo video viene visto anche successivamente, oggi siamo a luglio del 2025. Esattamente, quindi è passato già più di un anno da quel giorno e ripeto, non si è trovata ancora una risposta. Ovviamente ci sono gli organi di competenza che sono allo studio e sono state fatte effettuate delle perizie sul suono molto interessanti che abbiamo visto in occasione delle scorse interviste, però non si è data una spiegazione, come dire, terrena. Quindi rimane ancora quella, a tutti gli effetti, un mistero. Esatto, in quella forma che poi si chiama mistero, quindi al momento non è stato identificato. Esatto. Poi a posteriori, come sappiamo, è uscito Segnali dall'etere. Sì. Io veramente, per me è stato un onore essere coautore di questo libro, di cui ci tengo a precisare, io mi sono occupato solamente del racconto di fantascienza, perché lui si è occupato del fatto di cronaca. Io come autore ho raccontato in modo fantascientifico, diciamo, quello che poteva anche essere, per far viaggiare un po' con la fantasia anche i lettori. Poi però succede che manca qualche foto, no? Prima di pubblicare, di andare in pubblicazione con il libro. Allora Davide si organizza
Esatto, perché ovviamente abbiamo deciso, come dire, ritenuto doveroso integrare il libro con delle fotografie scattate direttamente sulla montagna dove ho ricevuto questo segnale, cioè il Bric Ferrat. Il Bric Ferrat, lo ripeto per chi non lo conoscesse, è una cima di 400 metri, la quota la ricondurrebbe a una collina, ma è una collina in realtà vista dal mare, ma soprattutto vista da nord, più che una collina sembra una montagna. E quindi nulla, sono partito per scattare delle fotografie, e ovviamente insieme a un fotografo, perché lo ribadisco, io sono un radioamatore ma non sono un fotografo. Possiedo una reflex della Nikon, giusto per ovviamente fare una sorta di catalogazione di quelle che sono anche le nostre attività radio sui vari monti, però ecco, non sono poco più che un dilettante. Mancava però al rapporto una fotografia secondo me molto importante, cioè il Bric Ferrat ripreso da nord e non da sud, perché ripreso da nord è un pochettino più suggestivo, cioè rende più come dire, rende più grazia alla forma. È un altro punto di visuale, diciamo. Assolutamente. E quindi mi sono portato il 10 di novembre, in questa data, sul Bric Ferrat. Dal Bric Ferrat ho scollinato verso il Bric Monach. Il Bric Monach è questa montagna che è sita a nord, sì, per scattare appunto le fotografie da nord verso sud. E così ho fatto, ne ho scattate diverse in modo tale da avere più che altro un margine, una percentuale più alta di riuscita. Dopodiché, già che c'ero, ho detto faccio una foto al panorama anche verso nord-ovest in direzione del passo del Turchino. Sì. E a quel punto è successo qualcosa, che in quel momento lì... In quel momento però tu non ti sei accorto di nulla. Assolutamente. Poi no. abbiamo utilizzato delle fotografie, è stata conclusa l'opera editoriale, esatto, ed è passato del tempo. È passato del tempo, perché, ripeto, a noi non interessavano le fotografie del panorama, certo, la fotografia, come dire, quasi a grandangolo, possiamo dirlo, sì, verso nord-ovest. A noi interessava il Bric Ferrat a livello... Però scattandole poi a posteriori ho detto vabbè, guardiamo un attimino come sono venute, no? certo, Perché comunque sì, era anche una bella giornata, c'era una bella luce, quindi... sì. E quindi quando vai a esaminare gli scatti anche dopo diverso tempo ti rendi conto che uno di questi scatti, e qui ne abbiamo stampata una giusto per sì, dare un'anteprima, ma adesso manderemo in sovraimpressione poi le fotografie in digitale in modo che siano chiare nel dettaglio a tutti, con una spiegazione che ora vi diremo. Però succede questo, che lui su questa immagine panoramica scorge, come lo possiamo definire? un oggetto di forma discoidale, indefinito, perché ingrandendolo ovviamente con i miei mezzi, ecco, non ovviamente con i software sì, di fototecnica che i centri ufologici hanno a disposizione, però si vedeva proprio, si distingueva questa forma discoidale circolare, definiamola così. sì, c'è voluto un bell'occhio, perché comunque sì, è molto piccolo dalla fotografia. Io credevo che fosse all'inizio un puntino dello schermo, invece sì, poi ingrandendo la fotografia mi sono accorto che proprio questa che vedete è la montagna del Becchi del Dente, questo è il Monte Regia, questo è tutto il comprensorio che praticamente fa parte del passo del Faiallo e più, diciamo, a est-nord-est del passo quindi del Turchino. Ti dà quel senso di profondità l'oggetto, certo, come distanza. È stato scattato da 4 km di distanza in linea d'aria. Questo è una stima. Noi abbiamo una fotografia che è stampata con un simbolo, con sì, un marchio. Sì, Osservatorio Siciliano. Osservatorio Siciliano. Nella figura di Filippo Finocchiaro, che appunto ha analizzato questa fotografia, sì, ha fatto un'analisi sostanzialmente fototecnica e questa è una, diciamo, uno dei riscontri che è una delle misurazioni che sono state effettuate, ovvero dal punto di scatto sì, alla presenza dell'oggetto sulla verticale del Bric del Dente ci sono 4.000 metri stimati. Poi, se non ricordo male, l'oggetto era stato stimato ad una quota di circa 700 metri dal suolo. Okay. Quindi questo... E lì insomma è stato considerato a tutti gli effetti un oggetto volante non identificato.
Adesso allora dobbiamo essere precisi nel dire che appunto intanto il centro, l'osservatorio siciliano. ufologico Sì. siciliano, Sì. ora loro ci hanno spiegato nel dettaglio che cosa hanno fatto per fare queste analisi fototecniche all'immagine, e ci spiegheranno anche quali metodi hanno utilizzato, perché ci sono, come tu mi insegni, dei metodi certificati e dei metodi non certificati, e ovviamente ci sono anche delle differenze di costi, Assolutamente. non indifferenti. Sì, ci sono delle perizie ovviamente di un certo tipo che si avvalgono, diciamo, dell'utilizzo di certi software, e altri, diciamo, un pochettino più come dire, Allora, meno professionali, ma comunque sia che garantiscono, certo, che comunque ti danno delle risposte che poi... Allora, presenta tu, lancia tu, diciamo, la persona, il contatto diretto che tu hai riguardo a questo osservatorio, così lui si presenta in audio direttamente alle persone che seguono il nostro salotto, dopodiché lo inviteremo a raccontarci che cosa ha fatto come analisi tecnica. Vai! Filippo Finocchiaro, Osservatorio Siciliano. Salve a tutti, mi chiamo Filippo Finocchiaro e nel corso degli anni ho lavorato come fotografo, cameraman e poi mi sono specializzato nella comunicazione come social media manager e web journalist. Nel 2024 ho dato vita ad un progetto che unisce la mia passione per la comunicazione e l'ignoto. Ho creato il blog Osservatorio Ufologico Siciliano sulla piattaforma Facebook, che nel tempo è diventata un'associazione culturale di cui oggi sono il presidente. Con questo progetto cerchiamo di promuovere un approccio serio e documentato del fenomeno ufologico, valorizzando anche il patrimonio di testimonianze e avvistamenti legato al nostro territorio etneo. Per analizzare graficamente il materiale che riceviamo, in particolare fotografie e video, ci affidiamo a una serie di strumenti e tecniche che ci permettono di effettuare valutazioni il più possibili oggettive e tecnicamente fondate. Anche se non siamo degli specialisti o utilizziamo dei software forensi, utilizziamo comunque software di fotoritocco e analisi delle immagini come Adobe, Photoshop e GIMP, che ci consentono di esaminare metadati dei file originali, verificare eventuali manipolazioni digitali e lavorare sui livelli di contrasto, luminosità e saturazione per mettere in evidenza dettagli invisibili a occhio nudo. Inoltre utilizziamo tecniche grafiche come lo zoom e ispezione dei pixel per verificare contorni, sfocature o anomalie nei soggetti fotografati. Analisi delle ombre e delle fonti di luce per confrontare la coerenza della scena. Sovrapposizione di immagini e confronti con database di oggetti noti, per escludere fenomeni spiegabili come droni, lanterne cinesi, riflessi o artefatti ottici. Infine, quando possibile, incrociamo l'analisi grafica con i dati ambientali, condizioni meteorologiche e testimonianze multiple per avere un quadro più completo e affidabile. Allora, bentornati in studio. Lo studio oggi è il giardino di Genuensis, che insomma in tanti vorrebbero avere uno studio così in piena estate in Corso Italia a Genova. Allora, Filippo Finocchiaro dell'Osservatorio Siciliano ci ha spiegato, raccontato chi è, e adesso io vorrei mandare in onda appunto la sua spiegazione a riguardo di quello che ha fatto su questa fotografia. Quindi buon ascolto, ascoltate con attenzione e anzi commentate, fateci sapere che cosa ne pensate, perché è stato fatto qualcosa di molto interessante. Vai Filippo. Adesso insieme analizzeremo le varie foto che sono pervenute al nostro centro per descrivere nei dettagli che cosa abbiamo fatto graficamente per ottenere questi risultati. Come potete vedere in questa foto doppiona con due riquadri, nel lato sinistro dell'immagine potete vedere l'effetto negativo fotografico creato con Photoshop.
Perché è molto importante nell'indagine ufologica questo tipo di effetto? Perché rivela dettagli nascosti. L'inversione può far emergere contorni o forme che a colori normali risultano poco visibili, aiuta a identificare artefatti o manipolazioni. Certi difetti infatti digitali o elementi aggiunti si notano più facilmente nel negativo e soprattutto si può fare un confronto visivo. Può essere utile comparare l'immagine normale e quella invertita per cercare simmetrie, anomalie o sovrapposizioni. Infatti, in questa immagine potete vedere che a sinistra abbiamo l'effetto negativo, a destra abbiamo un contrasto aumentato dell'immagine per far risaltare in paragone allo sfondo l'oggetto discoidale che stiamo analizzando. Adesso analizzeremo un'altra immagine, sempre con doppio riquadro. Qui sulla sinistra potete vedere un effetto chiamato soglia, creato con Photoshop, che trasforma un'immagine in bianco e nero puro, senza sfumatura di grigio. Questo strumento è molto importante in campo dell'analisi ufologica perché principalmente riduce il rumore visivo, eliminando le sfumature inutili, facilita la concentrazione su forme sospette. Utile anche per la comparazione, se è usato su più fotogrammi, ma la cosa più importante, serve a rivelare sovrapposizioni o editing. Modifiche digitali spesso hanno bordi meno coerenti che risaltano con la soglia. La cosa che ci aveva un po' catturato la nostra curiosità, come vedete nell'immagine di destra, abbiamo zoomato e amplificato il contrasto di questo oggetto discoidale, da dove sembrava che uscissero 4 oggetti o qualcosa assimilabile ad aria, ed effettivamente, comparandolo con l'immagine di sinistra, come si può vedere, dà un responso abbastanza positivo, che effettivamente potrebbe trattarsi di qualcosa che usciva da questo oggetto discoidale. In questa immagine, sempre utilizzando Photoshop, anche se si tratta di un filtro artistico, l'effetto bassorilievo è molto importante perché evidenzia in modo netto i bordi e le linee di contrasto, rendendo più chiari i profili di oggetti sfocati, come in questo caso anche abbastanza lontani o parzialmente nascosti. Questo filtro in pratica simula un effetto tridimensionale che consente di percepire meglio rilievi, simmetrie o forme geometriche dell'oggetto. Se ad esempio questa immagine rappresentasse realmente un UFO, si vedrebbe una certa coerenza con la struttura che emergerebbe. Se una luce amorfa o un artefatto, l'effetto non darà una coerenza visiva, e in questa immagine dobbiamo obiettivamente ammettere che c'è una certa coerenza sia come forma e sia come distribuzione della luminosità sulla superficie dell'oggetto. Come potete vedere nelle immagini con lo sfondo rosso, prima a distanza e poi molto zoomato sull'oggetto, abbiamo giocato con la luce utilizzando lo strumento solarizzazione. È un effetto che inverte parzialmente i toni dell'immagine, creando un mix tra positivo e negativo. Le aree con livelli medi di luce vengono invertite, mentre quelle troppo scure o troppo chiare restano invariate o vengono distorte. Perché è importante utilizzare questo strumento? Perché mette in evidenza forme nascoste o camuffate, ma anche serve per rivelare anomalie nei gradienti di luce, e come possiamo vedere in questa immagine, dove il bordo della montagna fa da paragone rispetto all'oggetto, l'immagine sembra genuina e di forma discoidale.
Anche in questa immagine, con lo sfondo l'alone verde, abbiamo giocato con la luce utilizzando la funzione curve, che ci permette di intervenire in modo molto preciso su luci, ombre e contrasti dell'immagine. Inoltre mette in evidenza i dettagli nascosti. È importante anche per separare soggetto e sfondo, ma soprattutto verifica la coerenza luminosa e, come potete notare, la vera forma dell'oggetto è questa in blu. Tutto l'alone verde lo possiamo identificare come un disturbo luminoso o rumore luminoso di fondo nell'immagine. Bene, allora bentornati, insomma è molto interessante perché Filippo ha fatto un lavoro davvero certosino e ha utilizzato tutto quello che è nelle sue possibilità a livello di software, però tu non ti sei fermato, hai fatto un'ulteriore indagine. È così perché a posteriori dello scatto fotografico, soprattutto dell'essermi reso conto, no, che c'era qualche cosa nella fotografia, qualcosa di misterioso ancora questa volta, e ho fatto una ricerca e ho scoperto che nel catalogo dei vecchi avvistamenti del CUN, il CUN ovviamente è il Centro Ufologico Nazionale, erano presenti diversi avvistamenti a partire dagli anni 70 proprio nell'area intorno al Bric Ferrat. Quindi questa cosa mi ha profondamente colpito, perché in un certo senso credevo di essere il primo che da questa montagna comunque sia avesse assistito a qualche cosa effettivamente di misterioso e di anomalo. E nel caso del segnale era così, ma riferendosi all'avvistamento di un oggetto no, perché ho scoperto proprio che nell'area sottostante il Bric Ferrat, una zona che si chiama Torre Cambiaso, erano già stati segnalati diversi avvistamenti appunto dagli anni 70 fino agli anni 90, e quindi, questo mi ha colpito appunto. Tra l'altro, se vogliamo citare, tu una volta mi hai raccontato di un incontro che hai avuto con una signora che ti ha raccontato anche una cosa nel dettaglio. Esatto, questo è avvenuto ancora a posteriori di questa ricerca. Sono uscito di casa e ho incontrato per caso una signora che mi ha citato il libro Segnali dall'Etere, e chiedendomi delle informazioni. Questa signora si chiama Francesca, non dico il cognome, ma il nome di battesimo sì. E lei mi ha detto: sai Davide, io avrei da raccontarti una storia che è accaduta molti anni fa e che non ho avuto il coraggio di dire in giro. Allora io ho detto: l'ascolto, ci mancherebbe. Questa signora ha circa una settantina d'anni, Sì. forse qualcuno di più. E negli anni 70 lei è stata testimone di un avvistamento sulle alture di Pegli. Lei mi ha raccontato, ovviamente mi ha fatto un riassunto di questo avvistamento, e allora a quel punto a me è venuto normale chiederle dove precisamente si trovasse in occasione di questo, e lei mi ha detto Torre Cambiaso. A quel punto lì sono rimasto veramente sbigottito. Quindi anche dai racconti del passato comunque viene fuori questo Torre Cambiaso, viene fuori questa zona. Che Torre Cambiaso è proprio sottostante al Bric Ferrat. Allora, e poi c'è un'ultima cosa da dire, che la signora Francesca non era assolutamente a conoscenza di questa catalogazione del CUN, certo. Addirittura non sapeva neanche cosa fosse. Anzi, lei probabilmente è stata stimolata a livello di ricordo dal leggere il libro e ha detto, e gli è venuto in mente quella cosa lì e te l'ha raccontata. Sì, oltretutto nel libro, ci tengo a precisare, non viene fatta alcuna menzione di Torre Cambiaso, ma solo no, perché ripeto, all'epoca dei fatti del segnale nulla. Torre Cambiaso per me era una torre sopra Pegli, ma niente di più, ecco. Allora, dobbiamo dire, per chiudere, che adesso, perché poi una persona potrebbe pensare ma è possibile che capitano tutte a lui, no? Eppure bisogna dire che se noi non siamo qui a dire che Davide ha visto un UFO o che Davide è testimone di un incontro ravvicinato dell'X tipo, no, noi siamo qui a raccontare quello che è stato rinvenuto in una fotografia, per cui Davide ha fatto delle indagini, ha chiesto supporto al centro, all'osservatorio siciliano, ed è venuto in possesso di un po' di ricerca, anche di un po' di risultati di questa ricerca. Ora, lasciamo sempre questo beneficio del dubbio, perché se davvero Davide involontariamente avesse fotografato
un presunto UFO o un UFO, un oggetto che non è identificabile, allora Davide devo dire che sei fortunato, perché Se si può dire ti sono così, capitate due cose nel breve periodo molto curiose, Assolutamente. e quindi rimane anche questa nella storia delle avventure di Davide Frino come un mistero da risolvere. Non abbiamo ancora risolto il mistero del segnale radio, Che ce n'è già un altro. e ce n'è già un altro pronto lì da esaminare ancora, da continuare a cercare di capire. Noi, come Salotto del Leggendario, come trasmissione, come canale, siamo sempre pronti ad ascoltare le vostre storie, a raccontarle, ma sempre lasciandovi per quanto riguarda poi il mistero, quel beneficio del dubbio che poi è lecito, e anzi vorremmo che le persone scrivessero nei commenti cosa pensano a riguardo, oppure se qualcuno è in possibilità di poter fare qualcosa in più per poter andare un po' a trovare poi la verità, no? Quindi noi siamo a disposizione, il canale è un tramite con i nostri ospiti per qualsiasi cosa. In questo caso Davide Frino, radioamatore, appassionato, è anche un DJ ed è fortunato perché a lui sono capitati due fatti misteriosi così in poco tempo, noi lo abbiamo raccontato. Davide, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Dario. È sempre un piacere incontrarti. Piacere Quindi dal giardino di Genuensis, Food and Drink, Corso Italia, Puntavagno, venite a trovarlo, da Dario Leggendario, Davide Frino. Buonasera. Ci vediamo la prossima volta, al prossimo salotto.